bene così. Infatti il sistema ci ha dato il 4-0 a tavolino, ma chiaramente è 4-1 e ci teniamo stretto il 4-1 perché è conquistato sul campo. Vediamo il prossimo avversario. Allora, questa è stata una bella partita, abbiamo cominciato a bomba al primo tempo, siamo andati 3-0 e ricordo sempre che tutti i video di tutte le partite le trovate su YouTube. E abbiamo cominciato a bomba, solo che il secondo tempo abbiamo peccato molto di imprecisione. Intanto Napoli-Turchia 3000 di valutazione, porca troia. Abbiamo peccato tanto di imprecisione e infatti abbiamo preso gol e stiamo anche rischiando parecchio. Poi fortunatamente abbiamo chiuso la partita sempre con il fenomeno di Osimhen. Qui vedo un Pempè nella Turchia. Vediamo i nostri ragazzi come stanno. Fortunatamente stanno tutti fortissimo, tranne il Ciuchi che stavolta parte in panchina a favore di Matteo Politano, che si gioca la partita da titolare. Perfetto. Loro giocano un 3-4-3, Benzema, Pempè, Zaniolo, Bernardo Silva. Minchia, bella squadra. Intanto è già pronto il nostro amico. Perfetto. Napoli-Turchia per tentare la promozione in Divisione 6. Quindi una partita dannatamente importante, credo, in questo momento. Cioè, no, senza credo, ovviamente. Siamo pronti. Veniamo da una bella vittoria che ci ha dato molto entusiasmo e dobbiamo cercare di conquistarci sul campo questa qualificazione in Divisione 6 che ci permetterebbe di raggiungere il primo risultato di questa serata. Tanto Lobotka, siamo partiti, Kim, Lobotka, attenzione, rischio. Riusciamo. Grandissima palla di Zielo per Kvaratskhelia, che viene ancora Zielinski, ma palla per Osimhen che poteva appoggiarla a Zielo, ma perdiamo palla e i nostri avversari provano ad andare in contropiede. Attenzione a Pempè, devi chiudere Giannino Di Lorenzo, fenomeno Giannino, mamma mia, grandissimo Giannino Di Lorenzo, e però sbaglia il passaggio verso il Ciuchi. Attenzione, un inizio un po' a singhiozzo, un po' singhiozzo, bisogna stare attenti. Attenzione, bravissimo Lobo, ma è fallo. Fallo per la Turchia. Fallo per la Turchia. Bastoni, attenzione, il tiro da lontano. Meret blocca alla grande. Poi andiamo lunghi questa volta verso Osimhen che stacca alla grande. Peccato che la palla non arriva a Politano. Chiude Giannino Di Lorenzo che riesce a non far ripartire gli avversari. Bravo Giannino. Attenzione Giannino ancora su Pempè. Però riescono a entrare in area Zielinski. Palla per Osimhen che prova a far andare Kvara, non riesce. Kvaratskhelia recupera palla. Attenzione Lobotka, Zielinski vede Politano, passaggio magico di Zielo. E poi Politano, grandissimo Politano, si libera. Stava per perdere, ma Lobo dentro per Anghissà che vede largo Kvaratskhelia, dentro Kvara, cross di Kvaratskhelia, c'è Osimhen che per poco non riesce a girarla in porta. Giannino, proviamo a recuperare, grandissimo break di Anghissà qui, e poi ancora Giannino Di Lorenzo che va direttamente da Politano che la mette dentro per Anghissà. Peccato, era una palla pazzesca. Attenzione al contropiede della Turchia con Neymar. Rachmani deve chiudere, poi chiude Kim, non ci riesce, prova a dare una mano a Anghissà su Pempè che riesce a superarlo. E poi il maestro in chiusura, Zielinski e Lobotka che allarga per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova a cambiare tutto, ma Politano è troppo largo e la palla è troppo corta. Anghissà recupera palla, sbaglia però l'appoggio per Lobotka ancora. Recupero di Lobo. Lobotka prova a darla al capitano. Ancora imprecisione, ragazzi. Esattamente quello che abbiamo detto prima, non bisogna peccare troppo di imprecisione. E qui regaliamo anche un calcio d'angolo. Partita complicata, non riusciamo a trovare bene le fasce.
Attenzione, Giannino riesce a chiudere, poi Politano preferisce spazzare. Attenzione Zielu. Rachmani, e qui riescono ad entrare facilmente in area. Kim la mette fuori. Giannino Di Lorenzo va a lungo. Attenzione, Anghissà non riesce a recuperare bene palla. Partita molto difficile per la promozione. Attenzione, Giannino fa una brutta uscita ma recupera Lobo, e poi Di Lorenzo trova Anghissà che trova Politano. Cazzo, come si è girato, ma porca puttana, ragazzi, ma come si è girato. Attenzione, Politano recupera palla, però si fa perdonare. Anghissà fa la puttanata. Perfetto, ho detto una partita complessa. Rachmani, gran recupero, la dà subito a Anghissà, Osimhen. Sbagliamo l'ennesimo appoggio, recuperiamo palla. Attenzione, Politano, Anghissà, Di Lorenzo vede Lobotka, palla per Zielinski che vede largo per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sfonda la porta ma trova il portiere. Attenzione, ci siamo fatti vedere un po' in avanti, adesso dobbiamo chiuderci. Attenzione, Di Lorenzo deve correre all'indietro, c'è un po' scappato Neymar qui, c'è Rachmani, ma c'è il maestro che poi spazza per non avere problemi, e poi Osimhen appoggia per Kvaratskhelia, fantastico Kvara, qui Kvara se ne va, la dà ad Osimhen che prova a darla a Zielu. Peccato qui, peccato, gestita malissimo questa transizione, gestita malissimo, ragazzi. Tanto Di Lorenzo su Neymar, prova a chiudere Lobotka, chiude Rachmani, bravissimo. Palla qui per Politano che si ferma, un po' troppo lento, ma la palla arriva alla fine a Lobotka che però perde palla. Chiude Kim, riperdiamo palla. Attenzione, Lobotka questa volta veloce verso Osimhen. Anghissà, inserimento di Anghissà, prova ad andare da Zielinski o Politano, la palla viene sporcata e alla fine finisce al portiere avversario. Prova a ripartire la Turchia, ma Anghissà recupera palla. Di Lorenzo, Zielinski. Siamo lenti, ragazzi, siamo lenti nei passaggi e ci anticipano sempre. Attenzione, Rachmani ancora da Lobotka, sbaglia, pensavo Di Lorenzo fosse solo, invece no. Rachmani però sta facendo un partitone, ne anticipa ancora una volta l'attaccante, e poi Di Lorenzo, bravissimo, verso Meret che la lancia in avanti e chiude il primo tempo difficile, molto difficile, una partita complicatissima, ragazzi, complicatissima. Riparte il secondo tempo, campi invertiti, parte la Turchia che prova ad affondare subito, ma il maestro recupera palla e ripartiamo con Meret. Attenzione, stacca Osimhen, poi Zielinski fa correre subito Kvaratskhelia. Attenzione, Kvaratskhelia, cross di Rabona, un po' pretenzioso qui Kvara, un po' esagerato, serviva una palla un po' più preciso. Mario Rui torna da Meret che si allunga un po' la palla, ma poi va lungo da Osimhen che appoggia per Politano, la palla è un po' corta, ma attenzione, Politano prova a recuperarla, la recupera Anghissà. Osimhen per Kvaratskhelia che prova ad entrare ma è fermato dal difensore. Attenzione, Osimhen, Anghissà, buon break qui, Politano, Osimhen, dentro per Politano, gran palla di Osimhen, atterrato qui Politano e penso sia calcio di rigore ed espulsione, ragazzi. Chiara occasione da gol, penso sia espulsione di Skriniar, non penso possa essere fatto diversamente, e invece non lo espelle, ragazzi, non lo espelle. Forse ho tirato un po' forte. Osimhen va centrale e sblocca la partita. Sempre lui, sempre Victor Osimhen, sempre il fenomeno. Sempre e comunque il fenomeno. Attenzione qui,
Devono restare concentrati adesso. Attenzione qui. Bravissimo Kim qui che anticipa e poi la dà Politano per Osimhen che la dà dietro per Zielinski. Grandissima giocata. Palla per Kvaratskhelia. Che si ferma. Che si ferma. Vediamo se riusciamo a fare. Faccia di Kvara. Se riusciamo a fare qualche sostituzione. Vediamo un po' ragazzi, vediamo perché ho un Olivera on fire, io lo metterei Olivera on fire, ho anche un Simeone on fire, ma Osimhen lo vedo abbastanza forte anche lui, quindi lo lascerei, metto Raspadori sulla destra, non è proprio il suo ruolo, ma se la può giocare alla grande. C'è un Gaetano che sta forte, però Gaetano non me lo vorrei rischiare onestamente. Questa partita così come Zerbin, secondo me va bene così, ma un ottimo messaggio ad Antonio che mi sta attendendo di là. Oh Antonio, sono in live sui football, devo fare almeno un altro paio di partite massimo, che comunque non durano tanto, penso quarto d'ora, cioè mezz'ora esagerando e ci sono, un po' esagerando, e andiamo su Fortnite. Bene ragazzi, 1-0, abbiamo fatto un paio di sostituzioni, dobbiamo portarcela assolutamente a casa. Olivera, entrato al posto del maestro, Lobotka, attenzione, Olivera, il cross in mezzo, c'è Kvaratskhelia, non riesce a colpire. Attenzione Kim, dobbiamo chiudere, grandissimo Kim. Lobotka, dentro per Osimhen, allarga Lobotka, vede ancora qui c'è Kvaratskhelia, prova ad andare dentro, fermato dal difensore. Grandissimo break di Anghissà, attenzione, Zielinski prova la botta dalla distanza, non ci riesce. Olivera dentro per Anghissà, prova ad andare, attenzione, prova a rigore Kvaratskhelia. Ancora break di Anghissà, fantastico, e poi troppo frettolosamente da Zielinski che stava entrando in area. Proviamo a chiudere, ancora Anghissà, non riesce quindi ad andare in chiusura. Attenzione Kim. Siamo un po' messi male, ma Giannino Di Lorenzo recupera palla. E poi Raspadori prova ad andare verso Osimhen, non ci riesce. Attenzione, la palla arriva a Pempé, chiusura di Rrahmani da far spavento, e poi la palla arriva a Raspadori che cambia tutto verso Kvaratskhelia. La palla è corta, però recupera palla la Turchia che prova ad andare in contropiede. Riescono ad andare, sporca palla Lobotka. Poi qui ci stiamo un po' mettendo in difficoltà da soli, ma Olivera pesca alla grande Osimhen che vede Raspadori, entra Raspadori, non riesce a tirare, peccato davvero ragazzi qui. Poi Kim, andiamo dietro a Meret che lancia lungo, c'è Zielinski che però non riesce ad andare bene a colpire palla. Attenzione Kim, un po' di confusione qui, Rrahmani recupera palla, Osimhen, Zielinski fa correre Kvaratskhelia, attenzione Kvaratskhelia, entra in area Kvara, il cross di Kvara, arriva Olivera, ancora per Kvara, recupera palla Anghissà, un po' di confusione, qui potremmo sfruttare meglio l'occasione ragazzi. E poi recupera palla Lobotka, palla per Di Lorenzo che vede Anghissà che dall'altro lato entra Zielinski, Anghissà prova ad andare dentro Osimhen. Ce la stiamo giocando male, le possibilità che abbiamo in contropiede che ci fornisce la Turchia, le stiamo giocando maluccio davvero. Attenzione, ancora contropiede della Turchia, esce Rrahmani, fallo di Rrahmani su Pempé che stavolta esce male. E si vede, punizione pericolosissima della Turchia dal limite dell'area, pericolosissimo. Vediamo un po'. Pempé prova da calcio di punizione, volevo mettere l'uomo
Il palo, mamma mia, prende il ferro esterno Kimmich. Prende il ferro esterno Kimmich. E ce la caviamo qui, ce la caviamo. Meret può andare al rilancio lungo verso Osimhen, che riesce a spizzare per Zielinski, che però non arriva davvero di poco. Recupera la Turchia. Attenzione ancora Pempe. Kim. Gran recupero e poi appoggia ad Anghis, che la dà a Zielinski, che allarga verso Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara, che va dentro Kvara, dentro per Osimhen, fermato, incredibile, poi Osimhen ancora. Mamma mia ragazzi, che ci siamo divorati, mamma mia ragazzi, che ci siamo divorati ragazzi, che ci siamo divorati. Attenzione a Giannino Di Lorenzo, che deve chiudere su Pempe e ci riesce. Poi palla per Rachmani, Kim, che vede Anghissà. Palla per Osimhen, dentro per Zielinski, che poi appoggia per Kvaratskhelia, che non riesce a tenere palla. Recupera palla Kvara. Kvaratskhelia al cross in mezzo, c'è Osimhen. Attenzione, recupera palla Osimhen qui. Kvara, ancora il cross, non riesce Anghissà, dentro per Zielinski, fermato Zielo, ma finisce qui ragazzi. Finisce qui, ci portiamo a casa una partita difficilissima, che ci permette di beccarci in 2 partite questa sera la promozione in Divisione 6, con 2 vittorie consecutive. Promozione in Divisione 6, bene così ragazzi, avanti Napoli, ci piace davvero tanto. Qui facciamo salta chiaramente e approdiamo velocemente in Divisione 6.